Telespettatori di Antenna 3, buona serata e ben ritrovati con l'edizione dedicata alla provincia di Treviso dei nostri telegiornali, di questa lunghissima giornata dedicata interamente da Antenna 3 all'emergenza maltempo, con una lunga diretta che è partita alle 11 di questa mattina e che continuerà anche dopo i telegiornali, perché se quella di oggi è stata una giornata davvero difficile, la nottata che ci attende forse lo sarà ancora di più. È qui con noi in studio per fare il punto della situazione il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che da questa mattina sta seguendo. Buonasera Presidente, grazie per essere qui con noi. Da ieri, poi nel vivo dell'emergenza, da questa mattina state seguendo l'evolversi dell'andamento. In questo momento com'è la situazione? Quindi? Beh, drammatica per alcuni territori. Annuncio che la provincia di Belluno di fatto è isolata, ha strade chiuse provinciali e regionali e ha molti territori totalmente isolati. C'è anche il problema della fornitura elettrica e Belluno in questo momento sta pagando un altissimo conto, tutta la provincia, di quello che è questo evento atmosferico che noi sapevamo che arrivava. Abbiamo avuto previsioni buone e purtroppo previsioni che si stanno confermando ora dopo ora. Lo dico soprattutto a quelli che pensavano che fosse come al solito la messa in scena della candidatura delle Olimpiadi, dell'autonomia e poi anche quella delle catastrofi. Purtroppo non è così. Ecco, quindi diciamo dalle previsioni che voi avete, da questi modelli che riescono, come dire, a vedere in anticipo l'evolversi della situazione, per le prossime ore che cosa ci attende? Ma guardi, ancora pioggia, fra l'altro vento, accompagnata da vento, accompagnata anche da scariche elettriche, perché potrebbero esserci anche temporali, e coinvolto un po' tutto il Veneto. Ricordiamo che abbiamo avuto le mareggiate che hanno distrutto di fatto la spiaggia di Jesolo, abbiamo avuto un'acqua alta tra le più alte della storia, 162-165, quindi un'acqua alta da quasi un metro in piazza San Marco. Abbiamo avuto, stiamo in queste ore, mentre sto parlando, accompagnando allo sfollamento decine di nuclei familiari, penso alla zona di Piazzale sul Brenta, alla zona di quella zona lì, piuttosto che in provincia di Belluno, dove in più località, penso Cencennighe è una di queste realtà. Siamo preoccupati delle grandi aste fluviali, sto parlando del Piave, del Livenza, il Meduna, l'Adige, Brenta, il Bacchiglione, rispettivamente vuol dire Adige, vuol dire Verona. Ricordo che ieri sera è arrivato il livello dell'Adige, è arrivato a 1 metro dal cima dell'Argine, che vuol dire che passato quel metro l'acqua va in città. Il Bacchiglione, ho sentito anche oggi il sindaco Rucco di Vicenza, al Ponte degli Angeli, preme. Il Ponte degli Angeli è proprio uno degli elementi simbolo per valutare l'esondazione o meno del Bacchiglione. E così per il Brenta. Bassano abbiamo il ponte di Bassano, monumento nazionale, che lì è un cantiere, non è più un ponte, è un cantiere, fra l'altro incompiuto, per cui anche lì la preoccupazione. Peraltro anche con delle previsioni, senza creare allarmismi, di criticità nel Brenta. Adesso non sappiamo la località esatta, però ecco, c'è da dire una cosa, che ci siamo attivati, abbiamo fatto tesoro dell'esperienza del 2010 e quindi per fortuna siamo riusciti a far trovare i bacini di montagna, quindi i laghi vuoti o quasi vuoti, e lì stiamo invasando acqua perché non arrivi l'onda a valle precipitosamente, e dall'altro sono entrate in funzione le opere dell'alluvione. Ecco, quindi quella che ci attende, Governatore, sarà una notte davvero lunga e difficile. Sì, io spero che poi almeno un pezzo di previsione sballi. Preghiamo perché le previsioni non siano proprio perfette. Fino ad ora purtroppo invece lo sono state. Ci avevamo preannunciato ad esempio la pausa della serata di ieri con la luna e le stelle, tanto vero che qualcuno si era anche avventurato a dire hanno sbagliato le previsioni. Però la verità è che se diciamo e decidiamo di chiudere tutte le scuole, io avevo parlato con il Ministro Salvini al telefono e in mezz'ora si è presa questa decisione perché siamo preoccupati dell'incolumità dei ragazzi. Quindi se si chiudono le scuole, forse qualcuno dovrebbe anche domandarsi perché si chiudono queste scuole. Ecco, lo ricordiamo, Governatore, che le scuole saranno chiuse anche in tutto il Veneto anche per la giornata di domani. Ieri, cioè scusate, oggi e domani. Poi i ragazzi ci scrivono e dicono ma mercoledì c'è l'allerta. Attendiamo di vedere domani e poi capiremo se mercoledì ci dovrà essere ancora questa precauzione oppure l'unità di crisi dichiara che questa
precauzione non ci debba essere più. È quello che auspichiamo tutti, naturalmente. Assolutamente sì. Ecco, si sente di dare un consiglio, Governatore, a tutti coloro che ci stanno seguendo, numerosissimi peraltro da questa mattina. Ma intanto un ringraziamento a tutti quelli che si stanno mettendo a disposizione. Non siamo nella fase del richiamo dei riservisti, come le definisco io, no? Di quelli che comunque dovrebbero prendere e venire a fare i volontari perché non ce la facciamo, siamo in totale panico ed emergenza. Quindi grazie alla disponibilità, per ora abbiamo i nostri della protezione civile, abbiamo 2000 uomini allertati e pronti per intervenire, ci sono già squadre fuori, ci sono 1000 vigili del fuoco, piena collaborazione, tutti gli uomini della sanità, insomma tutti, e ringrazio tutti, protezione civile e sanità, e tutti quelli che lavorano. Dall'altro voglio anche dire ai cittadini: evitate di andare a intasare le strade per andare a fare il filmatino nel torrente in tracimazione, per le frane, ad esempio la provincia di Belluno è martoriata dalle frane mentre sto parlando. Potrebbe anche essere molto pericoloso per la loro incolumità. Per la loro incolumità, per la pericolosità, ma anche perché i mezzi di soccorso non possono mettersi in colonna e aspettare che i curiosi finiscano la loro azione. Quindi state a casa o andate in zone sicure, non intrecciate le zone dove c'è difficoltà. In particolar modo la provincia di Belluno in questa fase è isolata, ha un sacco di emergenze, di punti critici, come dicevo, quindi evitate, soprattutto chi non è del luogo, di fare, come si può dire, turismo delle disgrazie, perché non è il caso. Peraltro da Feltre, dal Bellunese, abbiamo un aggiornamento proprio in ultima ora, c'è una situazione davvero molto critica, c'è stata proprio pochi minuti fa una tromba d'aria con danni molto ingenti, il sindaco ha chiesto appunto, dirà, ma anche attraverso di noi, questo appello a tutti i cittadini a non uscire di casa. Naturalmente ci collegheremo con i nostri inviati in provincia di Belluno, Tiziana Bolognani e Nicola Marcato, che appunto in questa lunga giornata hanno seguito l'emergenza nella fase appunto della provincia di Belluno e che proprio in questi minuti si stanno recando a Feltre. Presidente, conferma, mi perdoni, la vicenda di Feltre conferma quello che le dicevo, peraltro Feltre anche delle strade chiuse, cioè è isolata, e in questa fase ci sono anche delle famiglie che stiamo provvedendo a fare evacuare per quello che sta accadendo ed è accaduto. Allora, Governatore, grazie mille Presidente per essere stato qui con noi questa sera, ci risentiremo presumo prossimamente per fare il punto su questa emergenza che sta coinvolgendo l'intera regione del Veneto. Grazie, buon lavoro e grazie anche per l'attività che avete fatto tutt'oggi, perché per noi è stata preziosa per l'informazione dei cittadini. Grazie. Grazie a lei, Governatore. Allora, noi proseguiamo questa edizione del telegiornale, avvisatemi dalla regia se abbiamo il collegamento con Lucio Zanato, perché è in corso proprio in questi minuti presso la sala operativa dei Vigili del Fuoco il vertice per l'aggiornamento sulla situazione meteo in provincia di Treviso. Ecco, Lucio, pronto? Buonasera, ci sei? Sì, buonasera Marta, buonasera ai telespettatori di Antena 3, sono in diretta dal comando dei Vigili del Fuoco di Treviso, dove c'è la riunione di tutti i vertici per fare il punto della situazione maltempo e calamità naturale. Sono con il vice comandante Giuseppe Quinto, la situazione adesso è diventata difficile a causa del vento. A lei. Sì, buonasera a tutti. Allora, gli ultimi interventi che abbiamo avuto, che stiamo facendo, sono proprio relativi al forte vento, cioè i danni causati dal vento principalmente sugli alberi e su alcune strutture del tetto, alcune strutture alcune coperture che la prima notizia è che è stata scoperchiata la caserma Bolter, quella in via Germanesa, giusto? Sì, infatti uno degli interventi che abbiamo fatto nei minuti appena trascorsi. E poi c'è un problema di mancanza di corrente elettrica lungo la pedemontana, tutta la zona che va da Volpato del Montello fino a Castelcucco, e senza corrente, probabilmente a causa del vento sono stati tranciati dei cavi dell'alta tensione. Ecco, poi ci sono 66 di interventi effettuati in quanto tempo? Perché poi è tutto concentrato in pochissimo. Tutto concentrato nelle ultime 2 ore.
Cioè abbiamo circa una settantina di interventi adesso già effettuati e altrettanti in coda e in corso di effettuamento. Tutto a causa del forte vento, quindi adesso non è più l'acqua. Attualmente sì, attualmente l'emergenza scaturisce dal forte vento. Ecco, rimane dire ai cittadini a proposito per la prevenzione, perché il vento sta continuando. Il vento sta continuando, purtroppo gli alberi non hanno ancora perso totalmente le foglie, quindi fanno vela e facilmente... Quindi cercare di stare distanti dagli alberi. Magari cercare di rimanere distanti dagli alberi e di fare attenzione lungo le strade, perché ci sono rami caduti che possono essere di intralcio e essere visti all'ultimo momento. Va bene, allora io ti ridarei la linea per cercare di portarmi nella zona della caserma Botta, dove proprio ringraziamo il vicecomandante Giuseppe Guito, perché appunto lì c'è stato lo scoperchiamento della caserma, pare che ci sia tutta la strada bloccata e quindi cercherò di portarvi le immagini, se non hai domande da studio. Grazie Lucio, ci aggiorneremo quindi più avanti nel corso del telegiornale. Intanto vi comunichiamo che ci sono e sono in corso, come dicevamo prima, anche numerosi blackout dell'energia elettrica in tutta la provincia, provocati dalle fortissime raffiche di vento che stanno sferzando le zone di San Biagio di Callalta, Silea, Monastier, Susegana, Quinto di Treviso. Dovremo avere anche alcune immagini riferite proprio all'area di Olmi, lungo la Callalta, tra Olmi e Treviso. Vediamo come le auto siano costrette a viaggiare completamente al buio, perché appunto c'è un vasto blackout che ha interessato tutta quest'area. Sono centinaia gli interventi, le richieste di intervento ai vigili del fuoco per decine di chiamate appunto in seguito a danni causati dal vento. Vento molto forte dunque, ma grande preoccupazione anche per l'ondata di piena sulle aste dei grandi fiumi della nostra provincia. Cominciamo quindi il nostro viaggio sui grandi fiumi della provincia dal Piave. Il ponte Bailey a Ponte della Priula è chiuso da ieri sera, le bretelle di collegamento nella golena del Piave sono completamente sott'acqua. Vediamo quindi la situazione. Ci troviamo a Ponte della Priula, come potete vedere già il Piave là ha invaso le zone degli alberi. Quello che vedete alle mie spalle è il ponte Bailo, che è stato chiuso già da ieri per motivi di sicurezza. Una parte è stata già allagata, la zona, tutta la circolazione è stata deviata, ci sono carabinieri da una parte e vigili urbani dall'altra. Tutto per il momento, la circolazione per il momento rimane bloccata. E qui, come potete vedere, siamo all'imbocco del ponte Bailey. Come vedete alle mie spalle l'acqua ha completamente invaso il ponte, che è stato chiuso ovviamente alla circolazione delle auto. Siamo venuti a fare un sopralluogo proprio per capire come evolveva, però il problema è che sono le previsioni che non sono per il meglio, nel senso che abbiamo previsioni di pioggia molto intensa nella zona montana, che nelle prossime ore ci rivedremo riversare qui da noi. Questa è una delle zone, ce ne sono altre critiche nel Trevigiano? Per quanto riguarda il Piave, questa è quella di Ponte di Piave, dove sapete il Piave ha un restringimento, per cui si presume ci possa essere un innalzamento maggiore del livello. Tra i primi a subire le conseguenze del maltempo sono ovviamente i residenti nelle golene dei grandi fiumi. Andiamo ora lungo il Livenza, in un tratto nel comune di Gorgo, dove già questa mattina sono state emanate alcune ordinanze di sgombero. Mentre il livello di Livenza e Monticano si alza lentamente ma inesorabilmente, i primi ad essere direttamente toccati dall'emergenza maltempo sono i residenti nella golena del Livenza, a Gorgo del Monticano. Per loro l'avviso arriva dal messo comunale. Nella busta verde l'ordinanza del sindaco che dispone lo sgombero per motivi di sicurezza. Il livello del fiume, infatti, a pochi metri dalla casa, è destinato a salire e, salvo improvvisi e improbabili sorprese del meteo, questa fetta di terra sarà presto sommersa. In questa casa la signora Mirella ed il marito aspettano il camion per mettere in salvo i mobili. Il camion col cassone che carichiamo su tutto e dopodiché
aspettiamo quando sarà passato tutto. Cresce 25-26 centimetri all'ora, in base a quanta acqua fanno scendere dalla diga su. E dove andate adesso? Adesso stiamo a vedere come si evolvono i fatti e dopo vediamo. O da una figlia o dall'altra cerchiamo ricovero. Quasi un rito pesante e fastidioso, quello a cui si sottopone chi abita qui, ogni qualvolta scirocco e pioggia ripropongono il loro nefasto abbraccio. Il 2013, il 2010 e il 2002. Siamo andati l'ultimo anno 2 volte in un anno. A novembre e a Natale eravamo sotto di nuovo. A poche centinaia di metri, sempre sulla sponda destra dell'Ivenza, anche questa famiglia di origini indiane, 4 persone in tutto, prepara le valigie. Quando hanno preso in affitto la casa, un anno fa, non immaginavano che il fiume che scorre lì a pochi metri potesse diventare così minaccioso. Non abbiamo visto che il fiume è troppo vicino. Quando basta che quando piove più così, maltempo, sì, abbiamo sempre paura. E ho chiamato una mia amica, sì, e vediamo come rimane fino a stasera. A Motta di Livenza, ora dove in queste ore si sta valutando l'ipotesi di evacuare l'ospedale, tutto pronto quindi nel caso venisse dato l'ordine di evacuazione della struttura sanitaria. Sentiamo l'intervista all'amministratore delegato dell'Oras Francesco Rizzardo. Noi siamo in uno stato di preallerta. Perché le condizioni sono tali da esserlo. In questo momento abbiamo cercato un po' di alleggerire il carico dei pazienti, nel senso che laddove era stato possibile di metterli in permesso abbiamo mandato a casa un po' di pazienti, ovviamente quelli meno gravi. Abbiamo nel complesso comunque un'ottantina di pazienti che nel caso in cui interessati all'eventuale, spero di no, evacuazione dell'ospedale. Siamo coordinati dal SUEM di Treviso che si fa carico appunto di coordinare il numero di ambulanze, dove collocare poi i pazienti, eccetera. Nel frattempo, per precauzione, sono state sospese le visite e gli altri servizi per oggi e domani. Sì, oggi abbiamo preferito, per evitare, visto le condizioni meteo, abbiamo deciso di sospendere le visite, tutte le circa 300 visite erano previste per oggi, e domani lo stesso. Domani non faremo visite e non sarà attivo il punto prelievi. Mi auguro solo per la giornata di domani. Ecco, l'ultima volta che questo ospedale dovette ricorrere a questa misura fu nel 2010. Sì, fu nel 2010, io non c'ero, mi raccontano però che i colleghi, che insomma fu una cosa piuttosto impegnativa e per certi versi traumatica. Tendiamo ordine dalla prefettura e dal SUEM, credo che sia difficile valutare i tempi esatti in questo momento. So che è prevista un'ondata di piena, dovrebbe essere prevista intorno alla serata di oggi, alle prime ore di domani, la notte insomma di oggi. Siamo qui, siamo in attesa, comunque siamo anche preparati. Se l'ordine per esempio arrivasse, per ipotesi arrivasse adesso, quanto tempo ci vorrebbe? Dal momento in cui c'è l'ordine, credo che in 6-7 ore si riesca a mettere in sicurezza sia pazienti ovviamente per primi che la struttura. Torniamo sull'asta del Piave, abbiamo visto appunto il ponte della Priula, il ponte Bailey che è stato chiuso già da ieri sera, ovviamente il traffico si è riversato su Vidor. Per fare il punto della situazione abbiamo in collegamento telefonico il sindaco Albino Cordiali. Sindaco, buonasera. Buonasera, mi dica. Buonasera, allora com'è la situazione? Quali sono le vostre preoccupazioni? Più volte insomma nel corso dei nostri telegiornali delle ultime settimane abbiamo raccolto i timori e le perplessità degli abitanti sulla situazione appunto del ponte di Vidoro. Ora di fronte a questa emergenza la situazione com'è? Sì, attualmente diciamo siamo in cura massima emergenza perché abbiamo avuto gli ultimi dati dalla serie su di Busche che ci danno un'apertura dell'acqua a 1800 metri cubi al secondo. Quindi questa ondata di acqua arriverà penso fra un'ora e mezza, 2,
e quindi noi siamo qui in comune, protezione civile, alcuni operai del comune, dopo siamo un po' in ansia, un po' in attesa, però non abbiamo ancora non abbiamo dei punti veramente critici di Vidor. Ce n'è uno ma non è proprio critico, speriamo che non succeda niente. Comunque noi siamo tutti pronti in caso di emergenza, siamo in 7-8 persone qua, abbiamo avuto un albero che è caduto su una strada comunale che ha interrotto il traffico, su una strada secondaria, quindi diciamo sono intervenuti i carabinieri e con i nostri uomini della protezione civile. Quindi per il momento è tutto abbastanza tranquillo, siamo in attesa appunto del momento più tardi che è il momento peggiore. Grazie Sindaco, allora torneremo a collegarci per sapere l'andamento della situazione nel corso della nostra diretta, perché l'edizione speciale dei telegiornali continuerà appunto dopo il TG e poi ancora in prima serata ci sarà Ring. Andiamo ora a San Biagio di Callalta, anche qui per tutti coloro che vivono lungo le rive del fiume sarà una notte lunga e difficile, vediamo. Siamo in zona Fagrè, il piave continua a far paura, i cittadini passano, guardano e sperano che l'acqua non salga nelle prossime ore, anche se il cielo e le previsioni meteo non promettono nulla di buono. Situazione difficile? Assolutamente sì, come non mai, perché rispetto all'ultima volta siamo un po' più preoccupati, insomma. Speriamo bene, ma ho paura che questa volta sia un po' più difficile da gestire la situazione, speriamo. Per la serata quantomeno, no? Paura soprattutto per la notte? Assolutamente sì, perché normalmente è sempre di notte qua, quindi sì, già da questa notte che siamo in allarme. Paura sì, ma è una paura sempre relativa, cioè, non è che si abiti, ci sa che è là. Accanto a questa casa l'intervento nel tardo pomeriggio dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza un serbatoio di GPL interrato. L'acqua, come potete vedere, ha raggiunto il giardino ed il pericolo era che potesse sollevare la cisterna e causare problemi. Il sindaco di San Biagio, Alberto Cappelletto, è passato lungo l'argine per vedere e monitorare la situazione. La piena è passata, ha retto bene il piave, gli argini hanno retto bene, ma ha retto bene soprattutto l'altezza, quindi ha lambito le prime case golenali, ma non ha creato sostanzialmente danni. Comunque noi abbiamo attivato tutte le procedure in modo tale da poter avvertire tutti i residenti all'interno della golena affinché potessero mettersi in sicurezza e mettere in sicurezza tutte le cose di loro proprietà. Chiusa l'arteria stradale dell'Argine. In modo tale da evitare presenza di curiosi, perché questo poteva creare problemi di sicurezza. Il piave per tutta la notte rimarrà sorvegliato speciale, sarà una notte lunga e difficile. Ecco, dalla redazione mi segnalano un aggiornamento perché c'è un incendio, pare significativo, alla centrale elettrica di Nove a Vittorio Veneto, e anche da questo incendio potrebbero in parte dipendere i numerosi blackout che stanno interessando la provincia di Treviso, oltre naturalmente al vento molto forte che ha provocato anche degli effetti sulle linee elettriche. Vediamo infatti delle immagini che abbiamo girato nel pomeriggio che testimoniano la grande forza del vento di Scirocco e di suoi effetti. Qui siamo nell'area di Sant'Andrea di Barbarana, trasformata peraltro in un grande lago. La pioggia scrosciante, ma soprattutto il forte vento, contrario alla direzione del fiume, impediscono alle acque di defluire normalmente. Il fiume quindi torna indietro, praticamente il mare non riceve e sui campi si riversa un'enorme massa d'acqua, quell'enorme massa d'acqua che il piave sta portando giù dal Bellunese. Andiamo ora a Zenzon di Piave, proseguiamo quindi nell'asta del Piave da Zenzon a Salgareda, perché con i vigili del fuoco oggi pomeriggio siamo entrati anche in alcune zone interdette al traffico, quelle proprio nelle quali sono state evacuate diverse abitazioni. Vediamo. Sì, guarda, se vuoi comunicare a capo servizio la situazione, diciamo, l'acqua è calata di circa 30 cm nella zona di Sant'Andrea di Barbarana, però il vento di Scirocco in questo momento è più consistente, piove di rotto adesso. San Biagio di Callalta, Zenzon di Piave, Ponte di Piave, Salgareda.
Il cielo è carico di pioggia, il vento di scirocco soffia forte, vigili del fuoco, protezione civile, polizie locali, carabinieri perlustrano la zona della Golena. A Ponte il Comune ha disposto l'evacuazione delle case più vicine all'acqua, via Piave, via Jesolo, via Marconi, via Zattere, via Argine, via Grave. Siamo a bordo di uno dei mezzi della colonna mobile dei vigili del fuoco che stanno monitorando attentamente le zone di Golena, dell'Argine, dunque San Biagio di Callalta, Ponte di Piave, Salgareda. Abbiamo visto davvero immagini di interi campi e vigneti sott'acqua, il Piave è esondato effettivamente nelle zone in cui si prevede purtroppo che in caso di piena questa avvenga. Allagata dunque solo la Golena, gli argini hanno retto e il Piave si è espanso progressivamente. Là dove i sindaci hanno ordinato l'evacuazione delle case c'è chi ha subito ottemperato all'ordinanza, lasciando come tante altre volte la propria abitazione, magari chiudendola con un lucchetto, e chi invece temporeggia. In collaborazione con la protezione civile stiamo monitorando la zona in maniera che all'alzarsi del livello siamo pronti a evacuare quei pochi che sono rimasti. Il mare fatica ad assorbire l'acqua, sull'Argine si guarda con apprensione il fiume, così come dalle abitazioni ancora salve. Qua siamo all'interno della Golena a Zenson di Piave, e ci sono delle abitazioni interne ma sono più alte di quelle lungo l'Argine, e quindi sono ancora, diciamo, in cosiddetta zona, non sono ancora allagate, ecco. Nei municipi prosegue il lavoro dei centri operativi comunali, si resta vigili e si attende la notte nella speranza che trascorra tranquilla e che il peggio sia passato. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità, restate con noi perché subito dopo continueremo ad aggiornarvi sulla situazione del maltempo. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, un aggiornamento sul blackout che fino a poco fa interessava i comuni dell'area sud della provincia di Treviso ed era dovuto alle forti raffiche di vento. Ora è l'intera fascia pedemontana della Marca ad essere senza corrente. A quanto pare il blackout è determinato da questo incendio di cui accennavamo prima, che si è verificato alla centrale elettrica di Nove a Vittorio Veneto, incendio che è stato già domato, già spento dai vigili del fuoco, ma non si sa quanto potranno durare invece le conseguenze sulla rete elettrica. Al momento quindi l'intera fascia pedemontana della provincia di Treviso, da Vittorio Veneto ma fino ad Asolo e poi giù a Riese Pio X, è completamente al buio, nell'oscurità quindi più totale. Allora, facciamo un po' il punto. Dicevamo Piave sorvegliato speciale, dovremo avere quindi in collegamento telefonico in diretta il presidente del consorzio Giuseppe Romano. Ce l'abbiamo? No, ancora non ce l'abbiamo. Allora, nell'attesa vediamo anche in provincia di Treviso ci sono stati alcuni problemi per quanto riguarda degli smottamenti. La situazione più critica, ovviamente, ne abbiamo parlato in apertura del telegiornale, è quella che si è verificata nel Bellunese, naturalmente con le numerose frane di cui vi abbiamo parlato nel corso della lunghissima diretta, che si sono messe in movimento e che hanno determinato praticamente un isolamento di tantissime frazioni nell'intera provincia di Belluno. Quello che vedete invece è uno smottamento che si è verificato questa mattina a Villorba sulla tangenziale, dove è franato un terrapieno che è franato appunto sulla strada. Per mettere in sicurezza la situazione sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Allora, dalla regia vi prego di farmi sapere se abbiamo in collegamento telefonico il presidente. Sì, abbiamo il presidente del consorzio Piave, Giuseppe Romano. Presidente, buonasera. Buonasera. Sì, buonasera. Allora, quali sono gli ultimi aggiornamenti sulla situazione? In questo momento sono le 20 esattamente. Allora, sembra che dal punto di vista delle precipitazioni il grosso sia passato e
forse ci sarà qualcosa, adesso abbiamo un periodo di calma, per cui al momento sembra un periodo di calma. Vediamo se più tardi succederà qualcosa, però mi sembra di dire che qualcosa, il peggio forse potrebbe essere passato per quello riguarda la pianura. Pronto? Sì, pronto, no, non ho più sentito, Presidente. Era andato via. Sì, adesso la sento, quindi sostanzialmente state monitorando minuto per minuto le previsioni per le prossime ore sulla piena del Piave, quali sono? Sulla piena del Piave non si riesce a fare nessun tipo di previsione, nel senso che partendo da molto, molto distante, quindi partendo da Belluno, bisogna vedere le precipitazioni che sono state fatte a Belluno e quello che viene giù da Belluno, quindi le precipitazioni e la pioggia fatta su Belluno. Siamo qui a monitorare minuto per minuto appunto per capire se ci sono delle evoluzioni, perché dovremo predisporre tutto in attesa di questo evento, insomma. Bene, Presidente, grazie. Naturalmente torneremo a sentirci nel corso delle prossime dirette per avere un aggiornamento su questa nottata che si preannuncia davvero lunghissima. C'è un ultimo aggiornamento, abbiamo detto in questi minuti una delle emergenze è proprio quella del vento fortissimo che sta spazzando la provincia. Ad Osson di Casier proprio poco fa si è scoperchiata una palestra, quindi vi terremo informati nel corso della nostra lunga diretta. Io vi ringrazio intanto per essere stati con noi, vi lascio al meteo, al nostro meteo con le previsioni per la giornata di domani. Subito dopo continuerà l'edizione speciale dei nostri notiziari e poi dalle 21:15 torna in prima serata Ring, naturalmente sempre con tutti gli aggiornamenti e gli occhi aperti su questa emergenza che sta interessando l'intera regione del Veneto. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Migliora lievemente il tempo, ma qualche pioggia ci sarà ancora. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino il cielo sarà molto nuvoloso con condizioni piuttosto instabili. Rovesci e temporali infatti saranno possibili un po' ovunque, specie al mattino. Col passare delle ore piogge solo sui monti, ma in esaurimento entro la nottata. Temperature piuttosto fresche con minime tra 8 e 13 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 12 e 17 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con precipitazioni temporalesche diffuse su tutte le province, anche di forte intensità. Non sono da escludere dei fenomeni anche violenti, ma migliorerà comunque entro la nottata con piogge in via di cessazione. Temperature in lieve calo, con minime tra 11 e 14 gradi. Valori massimi compresi invece tra 15 e 17 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, il maltempo infatti riguarderà anche la nostra regione, con piogge diffuse su tutti i settori e localmente anche molto intense, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Tuttavia migliorerà nel corso della nottata. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 9 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 13 e i 14 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.